Buonasera a tutti. Vi invito ad alzarvi in piedi così facciamo un po' di esercizio, ci scaldiamo un pochino, no? In questa serata fredda. eh? Ma io penso che il nostro Signore Gesù sapeva che cos'era il freddo, ok? Quella sera in cui Lui è nato, sicuramente all'aperto, in mezzo ai campi, non c'era il condizionatore della Daikin a poter fare la differenza. Lui ha dovuto contare proprio sulla grazia del proprio Padre. E ti invito questa sera a considerare quello che stiamo celebrando. Oggi è un giorno speciale per ciascuno di noi, no? Tu sai che la nascita di Cristo ha cambiato, ha spaccato in due la storia, ok? Prima di Cristo e dopo Cristo. Cristo ha segnato proprio lo spartiacque della storia umana. E noi siamo qua per celebrare la sua nascita, che la sua nascita rappresenta la salvezza per ciascuno di noi. Tu che credi in Cristo, no? Tu sei qua perché hai ricevuto la sua grazia, tu sei qua perché vuoi conoscere un po' di più di questa persona meravigliosa che è il nostro Signore, che è stato uomo e che capisce ogni situazione della nostra vita, perché Lui è stato uomo, è uomo ancora strutturalmente, ma insieme a uomo è anche Dio, perciò può fare molto perché noi possiamo sperimentare la sua grazia, il suo amore, la sua compassione, la sua misericordia. Okay? Io vorrei leggere un testo insieme a te che si trova in Matteo capitolo 2. Sono due versetti ma molto belli perché ci parlano di un incontro che appena nato Gesù ha fatto con alcune persone importanti. Si trova in Matteo capitolo 2 al versetto 9 e dice così la parola di Dio. Essi dunque, udito il re, partirono e la stella che avevano vista in oriente andava davanti a loro finché giunta al luogo dove era il bambino vi si fermò sopra. Quando videro la stella si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, prostratisi lo adorarono e aperti i loro tesori e gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Come tu ben sai, sto parlando dei magi, no? I magi d'Oriente, queste persone che erano considerate dei saggi nell'antica Mesopotamia. E loro per vedere Gesù hanno fatto un lungo viaggio, no? Sono arrivati alla presenza di questo bambino ed è interessante che quando hanno percepito la natura di questo bambino loro hanno adorato e hanno portato questi doni alla sua presenza. Io non so se tu hai fatto un lungo viaggio, ci sono alcuni fratelli che vengono da Belluno, altri che vengono da altre città per venire qua ad adorare il Signore, ma soprattutto il viaggio che noi abbiamo fatto prima di incontrare Gesù è il viaggio della nostra vita. Io non so quanto lungo è stato il tuo, il mio è durato 29 anni, ok? 29 anni prima di conoscere il Signore Gesù, ma quando l'ho conosciuto ho capito che la mia vita sarebbe cambiata per sempre. E io ho cominciato proprio questo cammino con Lui e tu hai cominciato questo cammino con Lui, no? La cosa che ti chiedo, come questi magi hanno portato doni, che cosa hai da donare al Signore? Ah, pastore, ma oggi non ho portato soldi, non ho portato niente, non importa quello che tu hai portato, quello che importa è che tu hai portato la tua adorazione. Quello che tu hai da donare al Signore è proprio questo, il tuo cuore, la tua adorazione, il tuo amore, tutto quello che tu sei alla presenza del tuo Dio. Quindi tira fuori il tuo amore, tira fuori la tua adorazione, la tua passione per questo Dio che noi conosciamo, perché il Salvatore è nato e la salvezza si è rivelata agli uomini, si è rivelata a me, si è rivelata a te. Chiudi i tuoi occhi e prega il Signore insieme a me e dopo passeremo la parola al nostro gruppo dei bambini che oggi faranno la parte dei leoni, no? Ossia sono i protagonisti del nostro culto. E d'altronde è così che dice la parola di Dio: se qualcuno non diventa come un bambino non può entrare nel regno di Dio, no? Noi dobbiamo essere come loro, come i bambini, e vogliamo veramente dare spazio a questa adorazione pura, sincera, che è l'adorazione di un bambino, di un cuore di bambino. E allora insieme a loro noi adoreremo
il Signore con un cuore di bambino. Ok? Chiudi i tuoi occhi e prega insieme a me. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché siamo qua, Signore. Abbiamo scelto di stare qua insieme ai nostri fratelli, in questo luogo, Signore, dove tu, Signore, hai scelto di camminare. E io sono sicuro, Signore, che la tua parola non mente. La tua parola dice che dove 2 o 3 sono riuniti nel tuo nome, tu sei in mezzo a loro. Come eri in mezzo a quel campo, Signore, dove sono arrivati i pastori, dove sono arrivati questi magi dall'Oriente, hanno fatto un lungo percorso per arrivare davanti a te, vicino a te. E quando sono arrivati hanno provato una gioia immensa. Hanno tolto dalle loro tasche dei doni, Signore, ti hanno portato quello che loro avevano di più prezioso. La stessa cosa, Signore, vogliamo fare noi questa sera. Se abbiamo, Signore, una lode da portarti, aiutaci a portarla con tutto il nostro cuore. Se abbiamo dei doni materiali, che noi possiamo portarlo con tutto il nostro cuore. Qualsiasi cosa noi ti vogliamo donare, Signore, vogliamo essere pieni di gioia, ricordando che questo Figlio Gesù ha cambiato le nostre vite. Quel bambino non aveva ancora proferito una parola e aveva già cambiato la vita di tanti. Signore, ti ringrazio, perché molto di più oggi, dopo 2 migliaia di anni, sta cambiando ancora tante vite. E io voglio, Signore, ti chiedo, cambia ancora la mia, cambia ancora la vita dei miei fratelli, affinché possiamo onorarti e glorificarti su quella terra per quello che tu sei e per quello che tu fai. Grazie, Padre, per essere presente in mezzo a noi, nella nostra comunità, la nostra famiglia, la nostra Chiesa. Io ti adoro per quello che tu sei, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Prima di cantare insieme ai bambini, ti chiedo di dare una parola di benedizione alla persona che è vicino a te, dietro di te. Lascia la tua seggiola, dai un abbraccio, una parola, una stretta di mano, nel nome del Signore Gesù. Não, não é a música, você não tem escala, é depois do filme aquela música. Ah, vamos? Vamos. Se tu sei vivo, loda il Signore. Se tu respiri, loda il Signore. Se tu sei vivo, loda il Signore. Loda il Signore. Se tu respiri, loda il Signore. Loda il Signore. Loderò nelle valli e sulle montagne. Se sono sicuro, se dubbi ne ho, loderò se son solo o se circondato. La mia lode è l'acqua che annega il nemico. Finché io respiro ho motivo per rendere lode al Signore, anima mia. Lode al Signore, anima mia.
Se tu respiri, loda il Signore. Se tu sei vivo, loda il Signore. Amen. Con questa gioia noi continuiamo a lodare e ringraziare il Signore meraviglioso, il nostro Re dei Re, come in quel tempo Gesù bussava alle porte, no? E non c'era un posticino in quel tempo. Oggi Lui bussa ancora e noi dobbiamo dare questo posto al Signore. Lui vuole nascere dentro di noi, vuole fare presenza dentro di noi e fare un cambiamento, una trasformazione nelle nostre vite. Amen? Allora lodiamo il Signore con gioia. Amen. Continuiamo a lodare il Signore. Vieni davanti al trono, celebrare il nostro Re dei Re, quello che
che è nato in un posticino semplice ed era il re, ed era il figlio di Dio che è venuto per noi, per darci la salvezza. E oggi noi stiamo celebrando questo Dio meraviglioso, questo re che è venuto fino qui a darci la salvezza. Amen? Lodiamo il tuo nome, Signore. Gesù in mezzo a noi, proprio qui, beato è questo luogo, terra santa, terra santa. Si muove lo Spirito intorno a noi, tutta la sua bontà è scesa qui, Se tutti i cieli cantano insieme con i santi e gli anziani in quell'inno glorioso, e le lodi che cantano non invecchiano mai, mi associo a loro cantando: Santo, Santo, sei Signore, Dio potente, sei sovrano. Tu eri e sei e sarai per sempre il Re, insediato in gloria e splendore. Santo sei Signore. Il suo amor mi chiama più vicino, Gesù mi attira a te, al tuo volere. Se tutti i cieli cantano insieme con i santi e gli anziani in quell'inno glorioso, e le lodi che cantano non invecchiano mai, mi associo a loro cantando: Santo, Santo, sei Signore, Dio potente, sei sovrano. Tu eri e sei e sarai per sempre il Re, insediato in gloria e splendore. Santo sei Signore. Strappato il velo, ora posso entrare, vedo il tuo bagliore, mi posso addentrare al tuo trono, mi vado a prostrare. Strappato il velo, ora posso entrare, vedo il tuo bagliore, mi posso addentrare al tuo trono, mi vado a prostrare. Strappato il velo, ora posso entrare, vedo il tuo bagliore, mi posso addentrare al tuo trono, mi vado a prostrare. Strappato il velo, ora posso entrare,
presente qui in mezzo a noi. La tua venuta, Padre, noi celebriamo questa sera, Padre. Il tuo nome, Signore. Il tuo nome è il nome meraviglioso, Padre. È il nome che noi vogliamo per noi, per le nostre vite, per le nostre famiglie, per i nostri figli. È tramite questo nome, Signore, che noi abbiamo la salvezza. È tramite questo nome, Signore, che noi abbiamo trasformazione nelle nostre vite, oh Padre. Gloria al tuo nome, Signore. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni cuore e anima, perché c'è pace nella sua presenza, solo Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù e ogni dipendenza spezzerà, ci donerà speranza e libertà, solo Gesù. In che potenza e guarigione c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra la paura e l'ansietà, su ogni anima in depressione, solo Gesù. Che potenza e guarigione c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici dentro l'oscurità, sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici dentro l'oscurità, sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù in te. In te potenza e guarigione c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Gesù, Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici dentro l'oscurità, sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù.
invece tu farai, nonostante le mie difficoltà, fermo resterò ed imparerà questo cuore a confidare in te, perché grande è la tua fedeltà per me, grande è la tua fedeltà per me, anche quando il sole tramonterà io ti adorerò, grande è la tua fedeltà per me. Il mondo passerà, ma la tua parola ferma rimarrà. La tua storia testimonierà che tu sei verità, Nonostante le mie difficoltà, fermo resterò ed imparerà questo cuore a confidare in te. Grande è la tua fedeltà per me, grande è la tua fedeltà per me, anche quando il sole tramonterà io ti adorerò, grande è la tua fedeltà per me. La mia speranza è in Cristo, sicuro in Lui sarò, un fondamento certo non mi deluderà. La mia speranza è in Cristo, sicuro in Lui sarò, un fondamento certo non mi deluderà. La mia speranza è in Cristo, sicuro in Lui sarò, un fondamento certo non mi deluderà. La mia speranza è in Cristo, sicuro in Lui sarò, un fondamento certo non mi deluderà, non mi deluderà, non mi deluderà. Grande è la tua fedeltà per me, grande è la tua fedeltà per me, anche quando il sole tramonterà io ti adorerò, grande è la tua fedeltà per me. Proviamo solo la Chiesa.
quando il sole tramonta, io ti adorerò. Grande è la tua fedeltà per me. Alleluia. Amen. Gloria al Signore. Adesso noi abbiamo un periodo molto importante che abbiamo lavorato insieme ai bambini per tutto il mese e loro sono le star. Hanno fatto una bella cosa, si sono divertiti tantissimo. Io vi invito a sedervi e guardare il motivo per cui noi siamo qui oggi. Il vero Natale, no? Allora, i bambini, se vogliono stare qua davanti, possono stare qua davanti. Che dopo noi cantiamo insieme. No, giriamo per guardare il film adesso. Per tutti noi. Dio ha scelto una ragazza molto speciale. Lei si chiamava Maria. Il vero Natale. Questa è la storia del regalo di Dio per tutti noi. Dio ha scelto una ragazza molto speciale. Lei si chiamava Maria. Lei era molto dolce, buona, obbediente e amava Dio. Maria amava raccogliere i fiori nel campo. E un bel giorno un angelo del Signore è apparso davanti a lei. Lei è rimasta molto spaventata. E l'angelo ha detto a lei di non spaventarsi, perché lei era stata scelta per essere la mamma del figlio di Dio. E suo figlio sarà il regalo di Dio per tutto il mondo. Maria era promessa sposa con Giuseppe. Giuseppe era un bravo uomo e amava Dio. Giuseppe non voleva più sposare Maria quando ha saputo del bambino. Lui aveva molta paura del giudizio delle persone. L'angelo del Signore apparve anche a Giuseppe, che dice a lui di non avere paura, perché il bambino che aspettava Maria è il figlio di Dio.
Dopo che si sono sposati e Maria stava per partorire, sono andati a fare un viaggio molto lungo. Giuseppe ha preso cura di Maria e così sono arrivati a Betlemme e il bambino Gesù era già pronto a nascere. Tu sai di una cosa incredibile? In quel periodo lì non c'era nessun posto per loro. E quando bussavano alle porte tutti rispondevano la stessa cosa. Qui non c'è posto, andate via! E così il bambino Gesù non aveva un posticino per nascere. Dopo molto tempo l'unico posto che sono riusciti a trovare era una stalla in mezzo a tanti animaletti. E in quella notte è successo il miracolo di Dio. Insieme a tutti quegli animaletti è nato Gesù, il figlio di Dio. In quella notte apparve in cielo una bellissima e brillante stella. I tre re magi hanno visto la stella e sono andati subito ad adorare il re che era nato. I pastorelli che erano nel campo furono avvisati dagli angeli che in cielo cantavano «Gloria a Dio negli alti dei cieli». Dopo sono subito andati anche loro ad adorare Gesù. Tu puoi immaginare la scena bellissima di pastorelli, re magi e animaletti che insieme agli angeli adorano Gesù. Lì c'era una vera festa, la festa più bella di tutto il mondo. In quel posticino molto semplice, ma pieno d'amore, è nato il nostro Salvatore. Questa è la storia del primo Natale, la nascita di un re il quale il regno non finirà mai. Ogni volta che una persona ascolta questa storia e ci crede, c'è una festa nel cielo. Sai di una cosa? Oggi è un giorno di festa! For thousands of years, thousands of voices have been singing one name. It started with 12 who were crazy enough to leave everything. Yeah. Misfits and doubters, outcasts and cowards, kinda like you and me, have one thing in common, the one we follow, he's still the reigning king. Sing it with me now. Jesus, people all around the world stand up. Let it be known, let it be known. Jesus, people, if you're changed by his love, let it be known, let it be known. Let's start living like we've been set free. There's a broken world that needs to see. Jesus, people all around
is our fate. We pray to be bold and unstoppable, to live unashamed. We're billions of hearts, lights in the dark, we're never fading out. If the nails in his hands cannot stop him, then nothing's ever gonna stop us now. Jesus, people all around the world, stand up. Let it be known, let it be known. Jesus, people, if you're changed by his love, let it be known, let it be known. Let's start living like we've been set free. There's a broken world that needs to see. Jesus, people all around the world, stand up. Let it be known, let it be known. Generazioni ti adorano, Signore, cantando la canzone dell'agnello. Chi ci ha preceduto e chiunque verrà canterà il canto dell'agnello. Il tuo nome è santo, il tuo nome è grande, il tuo nome è di sopra di ogni cosa. Tuo è il regno, tua la potenza, tua è la gloria, Signore. Canta gli angeli. Santo, canta il Creatore. Santo, tu sei innalzato. Santo, santo per sempre. Sei stato perdonato dal peccato tuo, canta la canzone dell'agnello. Sei stato liberato, porti il nome suo, canta la canzone dell'agnello. Insieme canteremo all'agnello, canta gli angeli. Santo, canta il Creatore. Santo,
pastore. Se potete per cortesia togliermi le luci da interrogatorio. Grazie. Ok, fratelli, abbiamo un nuovo, questa chiesa non finisce mai di stupire, abbiamo un nuovo ministero cinematografico, io penso, no? Gloria a Dio. Bello vedere questi bambini, no? Che lodano, adorano il Signore, è stato fatto un lavoro di qualità e io oggi veramente voglio onorare tutti quelli che si sono impegnati perché questo programma del gruppo dei bambini si è potuto realizzare, ok? Che il Signore vi benedica e che possa continuare a darvi ispirazione per fare la volontà di Dio. Prima di predicare io vorrei salutare il pastore Caio che è a casa con l'influenza e lui si è risparmiato anche un pochino, l'ho quasi minacciato, gli ho detto sta a casa, mi raccomando, perché poi deve venire a predicare anche al campeggio e perciò sta lì, sta tranquillo, curati perché abbiamo bisogno di te. Quindi vogliamo dargli un saluto, che il Signore ti benedica. Ok, vorrei leggervi un testo insieme a voi che si trova nel Vangelo di Luca e parla proprio della nascita di Cristo. E dice così il testo: in quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria sua sposa che era incinta. Mentre erano là si compì per lei il tempo del parto ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. E in quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia e veduto divulgarono quello che era stato loro detto da quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandone in consuo. E i pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato loro annunciato. Preghiamo che il Signore ci parli questa sera. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio, Signore, per ciò che stiamo vivendo in questo culto. Ti lodo, Padre, perché tu sei un Dio di prossimità, un Dio vicino, un Dio che è sceso in mezzo agli uomini. Non è stato là su una montagna, annoiato delle nostre questioni. Ti ringrazio, Signore, perché il messaggio di Cristo è proprio questo. Emanuele, Dio con noi, venuto qua in terra per portare, Signore, insieme a noi il peso di questa esistenza, per togliere il peso del peccato e per darci una speranza. Grazie, Padre, per questo messaggio potente, nel nome di Cristo Gesù. Amen.
Gesù è venuto in un momento particolare della storia umana. A volte mi sono chiesto perché Gesù, per esempio, non è arrivato nel XXI secolo, no? Perché non è venuto durante l'epoca della pandemia? Perché non è venuto in un momento di crisi mondiale, no? E vi posso assicurare che al tempo in cui lui è nato, le cose non andavano molto meglio, ossia le cose andavano veramente male in quell'epoca. In un certo punto delle lettere dell'Apostolo Paolo, nella lettera ai Galati, al capitolo 4, Paolo dichiara in questo modo: ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Quindi la parola di Dio dice che lui è venuto nella pienezza del tempo, ossia nel tempo di Dio, nel tempo migliore in cui Cristo poteva essere manifestato. Che cosa c'era il tempo di Cristo di tanto speciale che il Signore ha considerato che quello era il momento giusto per venire a incarnarsi qua sulla terra? Guarda, se tu leggi i Vangeli te ne renderai conto. La popolazione era piena di malattie organiche, ossia malattie incurabili che il popolo aveva e che nessuno riusciva a capire da cosa derivassero. Ma i Vangeli ce lo spiegano molto bene. La maggior parte delle malattie che c'erano in quel tempo erano dovute a delle presenze spirituali negative, cattive, ossia spiriti di infermità, persone che erano schiave del nemico fin dalla nascita a volte e che avevano cecità, avevano paralisi completa, addirittura morivano. Alcuni, dice la parola di Dio, che figli piccoli, bambini piccoli venivano gettati nel fuoco dagli spiriti maligni, ossia la società era veramente tormentata. La medicina in Israele a quel tempo era più superstizione che scienza, ossia non c'era una vera e propria cura per le malattie, c'era tanta superstizione. In più c'era la religiosità dei farisei che non risolveva i problemi umani, ossia gli esseri umani non sapevano a chi rivolgersi per risolvere le loro necessità. Ma c'era un'altra cosa molto interessante che succedeva in quel tempo. Israele era sotto il dominio dell'antica Roma, dell'impero romano. Ed è interessante che questo potrebbe sembrare una cosa negativa, ma i romani erano dei grandi costruttori di strade, i romani erano promotori del diritto romano, ossia c'era la pace romana imposta su tutto l'impero e quindi c'era una grande libertà di circolazione di uomini e di idee. E se tu ci pensi bene, a Cristo, quando è nato, nel giro di pochissimi anni dopo la morte di Cristo, il messaggio del Vangelo da quella piccola regione che era la Palestina è arrivato fino nel cuore dell'impero. Perché? Perché quella condizione storica era talmente agevole per la trasmissione del Vangelo che Cristo è nato proprio in quel momento, ossia Cristo è nato nel momento più buio dell'umanità, ma anche nel momento più proficuo perché la gloria di Dio potesse manifestarti. Allora qua c'è già un messaggio molto forte per ciascuno di noi. Dio si manifesta nel momento più buio delle nostre esistenze affinché la sua gloria possa essere manifestata al massimo. Allora tu che sei qua stasera, caro mio, ci sono persone fuori nel mondo, ma anche qua dentro nella Chiesa, che hanno una situazione veramente di buio spirituale, che non riescono a capire quale sarà il proprio futuro e la società moderna non ci dà speranza per il futuro, ma qua c'è un Cristo che è nato, c'è un Gesù che è nato che sta dicendo: non ti preoccupare quanto è buia la notte, perché io oggi mi manifesterò. Io voglio nascere nel tuo cuore, io voglio nascere nella tua anima affinché la mia gloria si manifesti. E questo è il messaggio del Vangelo, cari miei. E Cristo è nato in quel tempo, ma deve nascere ancora oggi nel cuore di tante persone. Allora sta attento, che voglio dirti una cosa. Nel 1970 c'è stata una missione spaziale che si chiama Apollo 13. Hanno fatto anche un bellissimo film su di questo. Io mi ricordo, avevo 6 anni quando c'è stata questa missione, no? Mi ricordo che tutto il mondo era in agitazione. Questa missione gloriosa, no? Che è stata cominciata dagli americani. Dopo pochi istanti, dopo poche
pochi momenti dal lancio di questa sonda, c'è stato un grossissimo problema tecnico, probabilmente da quello che ho capito, no, dal film, ossia da questa situazione reale che si era creata, è esploso un serbatoio dell'ossigeno. Allora, gli astronauti che c'erano su quella navicella probabilmente non sarebbero mai tornati a casa, però a un certo punto loro hanno cominciato a architettare dei piani alternativi e dopo tantissimo tempo loro sono riusciti a rientrare nell'orbita terrestre, sono stati scaraventati nell'oceano, sono stati ripescati, e la prima cosa che hanno fatto i giornalisti, gli intervistatori, quando hanno visto il capitano della missione, gli hanno fatto una domanda: ma lei, mentre era là nello spazio, con la possibilità di andare nello spazio profondo e non tornare mai più sulla Terra, che cosa lei ha pensato? Ha avuto paura in quel momento? E lui ha risposto: no, non ho mai avuto paura, per un semplice motivo. Lui era un pilota della Marina americana. Allora sta attento all'esperienza che lui aveva fatto qualche anno prima. Dice: quando io ero nella guerra di Corea, io una notte col mio aereo, mentre stavo tornando sulla portaerei da cui ero partito, il primo motore dell'aereo è scoppiato. Poi è scoppiato anche il secondo motore. E l'unica cosa che mi era rimasta era la luce nell'abitacolo dell'aereo. No? Ho pregato Dio, ho detto: Signore, fa che questa luce non sparisca. E in quel momento, proprio mentre lui pregava, questa luce è scomparsa e tutto è diventato buio. Provate a immaginare un aereo implanata sul mare di Corea, completamente al buio, e ha detto: adesso cosa faccio? L'unica cosa che io posso fare è o buttarmi fuori con il seggiolino dall'aereo oppure a schiantarmi in mezzo all'oceano senza che nessuno più si ricordi di me. Ma la cosa interessante che è successa, lui raccontava, quando tutto il buio è venuto addosso a lui, quando nessuna luce era presente vicino a lui, lui ha notato 2 scie nell'acqua, luminose, ok? Sapete che cosa succede quando le navi vanno nell'oceano? Lasciano attraverso le eliche delle scie luminose, delle eliche con delle alghe bioluminescenti, e quelle alghe bioluminescenti hanno formato come una specie di pista d'atterraggio, e lui ha planato nella notte completamente a buio, arrivando sano e salvo sulla portaerei. Allora sta attento, ti faccio un'applicazione pratica. Non avere paura quando tutto diventa buio. Non avere paura quando tutto si spegne, perché Cristo è la tua pista d'atterraggio. Il Signore Gesù è colui che accende la luce nel momento più buio della tua vita. Quell'uomo che si chiama Cristo, Gesù, il Signore, accenderà la luce nel momento più buio della tua vita. Non ti preoccupare, perché il tuo Dio si chiama Emanuele, che vuol dire Dio con noi. Dio con noi. La prima cosa che ti voglio dire, in realtà la seconda, ma questa era solo l'introduzione. Dio non può rivelarsi però se il mio cuore non è predisposto. Allora sta attento. Abbiamo letto la storia di questi pastori che erano là di notte, e dice che la gloria di Dio è apparsa a questi pastori. E la prima cosa che mi sono chiesto: perché quei pastori erano nella stessa regione dove Gesù è nato? È vero, Gesù non ha trovato spazio in nessun albergo in quel tempo, quando lui è andato a Betlemme per registrarsi attraverso quella situazione che lui ha vissuto, ma dice la parola di Dio che la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. I pastori erano fuori dalla città, i pastori non riposavano nelle città, perché i pastori in Israele erano considerati delle persone completamente impure. Allora provate a immaginare, qualche mese fa, proprio di fronte a casa mia, è arrivato proprio un gregge di pecore, ok? Interessante che il giorno dopo tutti i cani del quartiere avevano le zecche, perché le pecore portano batteri, portano parassiti, portano di tutto. Ossia,
il lavoro del pastore non è un lavoro qualsiasi, è un lavoro sporco. Ho visto questo pastore, questo giovane che era proprio alto, grosso, un omone, no? Prendere 2 agnelli appena nati, appena usciti dal liquido amniotico, no? Sia sporchi, l'ha presa in braccio perché aveva paura che il gregge li calpestasse. Sia un lavoro proprio terribile, no? Fratelli, per favore, mettete in silenzioso i telefoni perché questo culto qua è per il Signore, ok? Per favore, grazie. Ha preso questi agnelli, si è sporcato addosso di sangue, di liquido, ha detto: Signore, che lavoro, io non so se farei una roba del genere. E questi uomini costantemente, e ai tempi di Mosè, non andavano in giro con il fuoristrada, ok? Andavano avanti e indietro per le strade della Palestina, per le montagne della Palestina, erano sporchi, non profumavano di Chanel numero 5, ok? Erano pieni di parassiti, quando tu ti avvicinavi a un pastore sicuramente emanavano un odore terribile. Okay? E per entrare in paese loro si dovevano lavare secondo il rito mosaico. Provate a immaginare i farisei che si lavavano 3 volte al giorno, non potevano neanche avvicinarsi ai pastori. E i pastori erano fuori là nei campi, e il Signore a chi si è rivolto quando è nato? Gli angeli di Dio a chi si è rivolto quando è nato? A quei pastori puzzolenti che tutto il mondo rigettava, che tutto il mondo non voleva, che tutto il mondo non poteva stare vicino. Perché? Perché erano persone semplici che avevano bisogno di Dio. Allora, caro mio e cara mia, tu che sei qua stasera, tu che mi stai ascoltando online, Cristo non si può rivelare a te se tu non hai un cuore che ha bisogno di Lui. Queste persone avevano bisogno di qualcuno che le amasse, avevano bisogno di qualcuno che le rispettasse, avevano bisogno di qualcuno che le abbracciasse, che gli dicesse: tu sei una persona speciale per me. Cristo è nato per queste persone. La gloria di Dio si rivela a coloro che hanno bisogno di Dio. A volte noi diciamo: ah Signore, ma io ho bisogno di un conto in banca un po' più sostanzioso. Ho bisogno di un pochino più di salute, ho bisogno che i miei figli, la mia moglie, il mio marito siano un po' diversi. Sai qual è il bisogno più grande che noi abbiamo? Il bisogno più grande che abbiamo si chiama Cristo Gesù, il Signore. Quando tu hai Lui, tu hai tutto. E questi pastori che erano là nei campi, rifiutati da tutti, rigettati da tutti, il Signore gli ha comunicato una cosa: io ho voglia di stare con voi. Emanuele vuol dire Dio con noi. Dio è là quando tu stai lavorando nel tuo posto, Giancarlo. Dio è là quando tu cucini, Dio è con te. No, sì o no? Quando tu sei in ufficio, Dio è con te. Quando tu stai giocando a calcio, Daniel, è lì con te. Quando noi siamo a letto e stiamo dormendo, Dio è lì con te. Quando noi siamo in un letto di malattia, Dio è lì con noi, perché Lui si chiama Emanuele, è con le persone che hanno bisogno. Il nostro Dio è un Dio di prossimità, non è un Dio lontano, disinteressato dai nostri problemi. Dio è in mezzo a noi, Dio sta camminando questa sera in questa chiesa e ti sta dicendo: hai bisogno di me, io voglio rivelarmi a te, ma tu devi avere un cuore bisognoso di me. Grida a Dio: Signore, ho bisogno di te, io voglio avere un rapporto personale con te, non ho bisogno di altro. La parola ci dice in Colossesi capitolo 2 versetto 10 che abbiamo tutto pienamente in Cristo. In Cristo ne abbiamo tutto, non c'è niente che manca. Cristo conosce le tue notti insonni, sai? Cristo conosce le tue preghiere non risposte. Cristo conosce le tue angosce, Cristo conosce la tua depressione, Cristo conosce la tua malattia, che sia essa psicologica, spirituale o fisica. Lui sa tutto, ma Dio è vicino a te. E sai una cosa, io conosco un Dio che guarisce. Un Dio che guarisce tutto questo. Il mio Dio fa questo. Perché il Dio che noi abbiamo è lo stesso ieri, oggi e sempre sarà uguale. Lui non cambia, è immutabile. Immutabile non vuol dire inflessibile. Immutabile e inflessibile sono 2 cose completamente diverse. Dio è immutabile. Lo stesso Dio che si è rivelato a quei pastori si rivelerà nei nostri cuori nel momento in cui noi diciamo: Signore, ho bisogno di te.
E sta attento, la cosa che mi colpisce di questo primo insegnamento di questo testo biblico è dice che la gloria di Dio li ha circondati. Non avevano più spazio per se stessi, il Signore li circondava con la sua gloria. Allora sta attento. Domani mattina noi partiremo per il campeggio dei giovani, no? Abbiamo 45 giovani iscritti. Io so che dovrò tornare a casa con un flebo, ma so che il Signore si rivelerà in questi 4 giorni. Io non ho dubbio che Dio si rivelerà, sia a noi che a questi giovani. Ti voglio raccontare una piccola esperienza che ho fatto questa settimana mentre preparavo tutti i messaggi, no, che saranno proprio per i nostri culti nei giovani. Come staff, no, siamo circa 16 che fanno parte dello staff, chi si occupa dei giochi, chi della predicazione, chi della cucina. No? Abbiamo deciso di fare 3 giorni di digiuno. Ok? E quando noi cominciamo a digiunare nel mondo spirituale, fratelli, succedono delle robe che noi possiamo neanche immaginarci, ok? C'è stato un momento in cui stavo preparando i messaggi per i culti dei nostri giovani, ho detto: Signore, fermati perché mi stai dicendo troppe cose e troppo forti. E lui mi ha detto: non preoccuparti, tu metti in magazzino e quando sarà il momento le tiri fuori, ma ascolta quello che io ti sto dicendo. E sai perché? Sai perché Dio si rivela così a noi quando noi lo cerchiamo? Perché noi diciamo: Signore, abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno perché se tu non prendi in mano la situazione, noi non siamo capaci di fare nulla. Quegli uomini che erano là nei campi avevano bisogno di Dio e Dio si è rivelato a loro. Tu hai bisogno di Dio? Sì? Aspettati che Dio si riveli a te. Perché Lui sta lottando per la tua anima. Lui è venuto qua in mezzo a noi per prendersi cura di noi. Sai perché la parola di Dio ci chiama pecore? Perché le pecore hanno la vista corta, perché le pecore sono fragili, perché le pecore hanno bisogno della voce E Cristo è il nostro pastore. Lui stava già guidando quegli uomini bisognosi di Lui alla sua presenza. Se tu senti il bisogno di Dio, Dio si rivelerà a te. Guarda cosa dice un testo che è stato scritto 700 anni prima della nascita di Cristo nel libro di Isaia. Lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, ossia su di Cristo, perché il Signore mi ha unto per recare la buona notizia agli umili. Mi ha inviato a fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura dei carceri ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti in Sion un diadema invece che cenere, olio di gioia invece che dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto. Cristo è venuto per me, Cristo è venuto per te. Se tu hai bisogno di Dio, Lui è qua. Ma non solo questo, non dobbiamo avere solo un cuore bisognoso, dobbiamo avere un cuore pronto a fare quello che Cristo si rivela in ogni giorno della nostra vita. Guarda che cosa hanno fatto i pastori subito dopo che hanno ascoltato la voce degli angeli. Ha detto: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è venuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto in quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliavano delle cose dette loro dai pastori. Allora sta attento. Quello che io noto, specialmente nell'ultimo versetto, dice che c'erano tante persone oltre i pastori. È vero o no? Dice tutti quelli che lì ascoltavano, ok? Quindi c'era un gruppo di persone, non c'erano solo i pastori lì, c'erano altre persone che noi non sappiamo, la parola di Dio non ci dice come erano arrivate alla presenza di Cristo, ma loro ascoltavano quello che dicevano i pastori, ossia quello che io capisco da questo testo biblico è che Cristo si è rivelato ai pastori, ma non si è rivelato agli altri, ossia i pastori erano diventati dei predicatori della grazia di Dio perché avevano avuto un rapporto personale con Cristo e tutti gli altri si meravigliavano di quello che i pastori dicevano. Allora sta attento, impara un principio fondamentale.
Dio non si rivela a tutti nello stesso modo. E sai perché? Perché queste persone prontamente sono andate alla presenza di Cristo. Allora sta attento. Se Cristo ti parla oggi, qual è il tuo compito? Il tuo compito è: Signore, tu mi hai detto questo, io mi alzerò e verrò verso di te e andrò alla tua presenza, perché io ho bisogno di conoscerti. Allora ascoltami. Io non so te, ma tante volte ho detto al Signore: Signore, io sono uno studioso, ok? A me piace approfondire la parola di Dio, mi piace leggere, mi piace studiare, mi piace essere sistematico, no? I miei libri sono sacri, ok? Mi raccomando, se entrate nel mio ufficio, guardateli ma senza toccarli. Ma c'è stato più di un momento in cui ho detto al Signore: Signore, io sono stanco di leggere libri e di sentire qualcuno che mi parla di te, che mi parla di te, che mi parla di te. Io voglio conoscerti personalmente. È inutile che tu ogni giorno, ogni settimana, ogni anno vieni in chiesa e ascolti quello che dicono questi pazzi scatenati che sono i pastori qua davanti, se tu non hai un rapporto personale con Cristo. Sai perché noi a volte ci infervoriamo? Perché io so chi è il mio Signore. E io so che il popolo di Dio ha bisogno di conoscere personalmente il Signore, come hanno fatto questi pastori. È per quello che loro lo potevano raccontare, è per quello che loro potevano predicare, perché dicevano: io ho visto la gloria di Dio, io so chi è il mio Signore e posso dirtelo. E tutti gli altri: wow, ma davvero Dio è così? Sì, è così. Io vorrei un popolo in questa chiesa che possa dire: io conosco il mio Signore, io so chi è Emanuele e posso raccontarlo. Sai perché tante volte noi facciamo fatica a predicare nel nostro posto di lavoro, a scuola? Perché noi non conosciamo personalmente il nostro Signore. Perché non abbiamo un cuore che dice: io ho bisogno di te, Signore. Perché non abbiamo un cuore pronto. Ma sai quanti esempi biblici ci sono nella parola di Dio di questo? Quando Daniele, nella sua epoca, il primo ministro, uomo molto amato da Dio, dice la parola di Dio, era là presso il fiume in Babilonia. Dio ha parlato, ma gli altri non hanno sentito, hanno percepito uno spavento spirituale, ma solo Daniele ha ascoltato la parola di Dio. Sai un altro esempio biblico, mentre Paolo andava a Damasco, l'unico che ha sentito la parola di Dio, l'unico che ha sentito la chiamata da parte di Dio è stato Paolo. Tutti gli altri non hanno sentito la voce di Dio. Perché? Perché questi uomini erano pronti a fare quello che Dio gli diceva. Pastore, io non sento la voce di Dio, io non sento che cosa Dio vuole da me. Sai perché? Perché tu devi avere un cuore pronto. Andiamo a vedere a Betlemme che cosa quegli angeli hanno detto. Sono partiti, sono andati, hanno lasciato il loro gregge e sono andati alla presenza del Signore. E questo ha fatto una grande differenza per loro e tutti li ascoltavano meravigliati di quello che loro dicevano. È ovvio, quando tu conosci una cosa, ti ricordi che cosa ha detto a Giobbe nella sua epoca? Signore, ogni mattina io mi alzavo, facevo un sacrificio per me, facevo un sacrificio per i miei figli, facevo un sacrificio per mia moglie, pregavo per tutti. Era una vita religiosa talmente perfetta che sembrava intoccabile. E poi è arrivata una malattia. E dopo 30 e passa capitoli di lamentele, Dio si presenta a lui e che cosa lui dice? Prima avevo sentito parlare di te, ma adesso i miei occhi ti vedono. Fratelli, vedere Dio e aver sentito parlare di Lui sono due cose completamente diverse. E il mio desiderio per ciascuno di noi, come per quei pastori, è che ciascuno di noi possa vedere il nostro Dio all'opera nelle nostre vite, all'opera nelle nostre famiglie, all'opera nella nostra Chiesa. Perché se è così, se noi abbiamo un vero rapporto personale con Dio, tutto cambia. Non saranno più parole, non saranno più quelle parole, sai, di quei televenditori che parlano dalla mattina alle 8 alla sera alle 8, che neanche respirano. Ma tu puoi dire con 3 parole: io conosco il mio Signore, posso parlartene perché so chi Lui è.
l'Apostolo Paolo ha detto, io so in chi ho creduto. Questi pastori stavano dicendo, noi sappiamo in chi abbiamo creduto, gli angeli ce li hanno detto, siamo partiti, siamo stati pronti a fare quello che il Signore ci ha chiesto di fare, un cuore pronto. Se tu vuoi conoscere veramente il Signore che è nato, che è vissuto come il nostro Salvatore e Signore, tu devi essere pronto a fare quello che il Signore ti dice. E ultima cosa che voglio condividere con te questa sera, dice così, e i pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato loro annunciato. Che cosa loro stavano facendo mentre tornavano al loro gregge? Loro lodavano e glorificavano Dio. Allora sta attento. Dopo che avevano conosciuto il Signore, erano diventati dei primi ministri. Dopo che avevano conosciuto il Signore, i loro vestiti puzzolenti erano cambiati. Dopo che avevano conosciuto il Signore, erano diventati più belli. La parola di Dio ci dice che loro tornavano ai loro greggi, tornavano alla puzza, tornavano ai parassiti, tornavano alla loro vitaccia. Sapete che i pastori, quando Gesù dice io sono la porta del gregge, sai perché lui dice così, la porta del gregge? Perché i pastori di notte, quando facevano riposare le pecore, voi sapete come sono fatti gli ovili, no? Non sono altro che una serie di pietre messe a semicerchio con una piccola entrata, finito, non c'è neanche la porta, ok? Sapete che chi è che fa la porta durante la notte per proteggere le pecore dall'entrata dei lupi, proprio da quella fessura lì? Il pastore che dorme, tra virgolette, dorme su quell'apertura, si corica in modo che i lupi non possano entrare in quell'apertura, ok? Quindi queste sono le notti dei pastori. I pastori mettono la loro vita in modo che i lupi non possano entrare e con un occhio aperto, un occhio chiuso passano le notti insonni perché la cosa più preziosa che loro hanno sono le pecore. Allora sta attento cosa ti dico. Loro tornavano a questa vita, ma loro tornavano grati di aver conosciuto il Signore. Loro tornavano grati di aver ottenuto la salvezza. Allora sta attento. Io ti parlerò adesso di una malattia spirituale molto comune in tutti noi, che si chiama lamentela. Ma in questa chiesa non esiste lamentela, vero? Nelle nostre vite la lamentela no. Pastore, cosa stai dicendo? La Bibbia dice delle sciocchezze. Io mi lamento ogni tanto, no? Ma quando mi lamento e mi rendo conto che non sto onorando il dono meraviglioso che Dio mi ha fatto in Cristo Gesù, la vita eterna in Cristo Gesù, tutto quello che noi abbiamo è per Cristo Gesù, in Lui, per Lui e per mezzo di Lui. Noi siamo in Cristo. A volte sembra, io sto leggendo un libro molto interessante che ha detto che un predicatore molto famoso che diceva sembra che il messaggio di salvezza oggi non appassioni più il cuore della Chiesa moderna. Ossia, quando tu parli di salvezza, sì, ma ok, la salvezza, ma un giorno verrà la salvezza, ma oggi e oggi c'è Cristo insieme a te. Oggi c'è Cristo nel tuo lavoro. Oggi c'è Cristo nelle tue ore di studio. Oggi c'è Cristo nel tuo letto di malattia. Oggi c'è Cristo in tutto quello che tu farai. Non ti basta? Il Natale è questo, cari miei. Noi torneremo alle nostre abitazioni, il tetto non si sarà rifatto da solo, ok? Se tu hai un tetto da rifare a casa, ci sarà ancora la goccia d'acqua che scende, ci sarà ancora la caldaia che si rompe, ok? Ci sarà ancora la macchina. Condivido questo perché la settimana scorsa, no, parto, no, una piccola esperienza vi racconto. Non stavo bene, ok? Stavo veramente male quella sera.
ho detto no Signore, io ho un impegno con la chiesa di Belluno per andare a portare lo studio della parola di Dio, io vado a Belluno. Ed è interessante che stavo ancora male, a metà strada, no, dell'autostrada, vedo che il primo sfanala, pip, pip, poi mi suonano. Ho detto, ma come sono nervose questa gente qua stasera? Poi ho detto, ma cosa hanno tutti? Poi ho detto, ma no dai, ma lascia stare, forse stanno uscendo dal lavoro un po' nervosi per il loro capo. Poi arriva il terzo, il quarto, il quinto, tutti la stessa cosa, no? Ho detto, boh, aspetta, forse ho un problema, ok? Allora mi fermo, guardo, c'erano praticamente le due luci dietro, tutte e due bruciate, ok? Ho detto, l'unico modo per arrivare in autostrada, ok? Tu prova a immaginare la gente che arrivava a 130, 140 all'ora dietro di me. Sì, ho detto, misericordia di Dio, cosa faccio? L'unica cosa che ho potuto fare, no? Accendere le frecce, no? In modo che mi vedessero e che non mi venissero nel baule, no? Ma sono arrivato Belluno che ero, cioè, quasi mi dovevano tirare giù dalla macchina, da tanto che ero, no, irrigidito. Ma ho detto, Signore, sono qua per portare la parola di Dio. E quella sera è stata una sera bellissima, fratelli, bellissima. E sono tornato indietro, sempre con le 4 frecce, ok? Ma pieno di gioia, pieno di gratitudine, perché il mio Dio era lì con me. Il mio Dio era lì con me. Il tuo Dio è lì con te in qualsiasi situazione della vita. Il nostro Signore è nato per dirci, io sono un Dio di prossimità, sono un Dio vicino a te, mi chiamo Emanuele, che vuol dire Dio con te, Dio con noi. Tu vuoi che la gloria di Dio si manifesti nella tua vita? Un cuore bisognoso, un cuore pronto e un cuore grato come avevano quei pastori, e Dio ha la strada spianata per rivelare la sua gloria nella tua vita. Tu tornerai dopo questo culto a tutte le tue attività quotidiane, ok? La puzza delle pecore ci sarà ancora, ma ci sarà il tuo Dio insieme a te. E io vorrei pregare insieme a te perché questo Gesù che si è rivelato, che è nato più di 2000 anni fa, possa continuare a rivelarsi nella tua vita, possa continuare a stare insieme a te e che tu possa percepire la sua presenza ad ogni attività che tu farai. Perché io sono sicuro che il mio Dio non mente. Amen? Possiamo pregare? Signore nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio perché quella gloria che tu hai rivelato a queste persone semplici, i pastori, che nessuno voleva vicino, ma tu hai detto no, io mi rivelerò proprio a loro. Quelle persone che avevano un cuore aperto alla tua opera. Signore, quante persone, sia qui in questa sala che fuori nel mondo, stanno gridando e stanno dicendo abbiamo bisogno di un Dio che parli, che si riveli a noi. Io ti prego, Signore, di usare le nostre vite come Chiesa, individualmente, come famiglia, perché tu possa rivelarti al mondo. Gli angeli hanno chiesto di poter testimoniare il tuo Vangelo e tu hai detto no. Io voglio usare uomini trasformati dalla mia grazia. E ti chiedo, Signore, di poter usare la tua Chiesa perché la tua gloria sia potuta rivelare a questo mondo che è nelle tenebre. Grazie, Padre, per quello che stiamo vivendo questa sera. E io ti benedico, Signore, perché ricordando la tua nascita, noi ricordiamo chi tu sei e cosa tu puoi fare nelle nostre esistenze. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ok? Potete annunciare voi?
Mentre noi cantiamo Re dei Re, abbiamo l'opportunità di donare un po' di tutto quello che il Signore ci dà, il nostro momento delle offerte, delle donazioni qua, dei maialini, e mentre facciamo questo lodiamo il Signore. Alziamoci. Vieni davanti al trono, vieni a celebrare. Vieni davanti al trono, vieni a celebrare. Vieni davanti al trono, vieni a celebrare. Con le tue mani e con il corpo tu puoi adorare, adorare il Re dei Re, Principe di pace, Adonai, onnipotente Dio, il Signore Shaddai. Vieni, i tuoi peccati solo Lui può perdonare, perché il suo potente sangue ti può trasformare, trasformare, non amare. Principe di pace, Adonai, onnipotente Dio, il Signore Shaddai. Il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Re dei Re, Principe di pace, Adonai, onnipotente Dio, il Signore Shaddai. Il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Principe di pace, Adonai, onnipotente Dio, il Signore Shaddai. Davanti al trono vieni a celebrare, 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 davanti al trono vieni, il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Davanti al trono vieni a celebrare, 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 davanti al trono vieni a celebrare. Padre Santo, grazie per la tua bontà, Signore, verso di noi.
Grazie per queste offerte che sono state portate, Padre, del tuo altare, Signore. Grazie per le persone che hanno portato, grazie per le benedizioni quotidiane che ci dai ogni giorno. Le tue misericordie si rinnovano, Padre, e io sono felice per questo, perché tu sei un Dio fedele per sempre. Grazie, nel nome santo di Gesù, Padre, io ti ringrazio. Amen. Ok. Allora, avete visto, no, che i diaconi sono passati a darvi questa candelina, no? Noi faremo un ultimo canto, l'ultimo? Sarà l'ultimo? Sì? Ok. E passeranno i diaconi per accendere le prime candeline della fila, no? E quando l'hanno accesa tu passa la tua fiammellina a fianco, ok? È un simbolo. Noi stiamo passando la luce del Vangelo alla persona che è vicino a noi. La nascita di Cristo è proprio questo, no? Andate e annunciate Emanuele, Dio con noi, ok? Quindi fa questo gesto simbolico per onorare il tuo Signore, ok?
Sì? Ok. Hai ricevuto qualcosa dal Signore stasera? Sì? Amen. Io penso che noi abbiamo tanto da ringraziare il nostro Dio, no? E se tu sei venuto qua con l'idea che non hai nulla da donare, io mi ricorderò sempre un aneddoto che mi raccontava un mio amico pastore, no? Un giorno loro facevano in questo modo nella loro chiesa quando c'erano le offerte, no? E c'era un diacono che passava con un sacchettino, no? Per raccogliere le offerte lungo le file della chiesa. E un giorno c'era un adolescente che era stato colpito in modo particolare dal Signore, no? Nella predica che era stata fatta, ma in tutto il culto che era stato fatto, no? E questo giovane, questo adolescente, a un certo punto chiede al diacono di dargli il vassoio dove lui aveva questo contenitore per le offerte, no? Lui gli ha detto: ma cosa devi fare con questo vassoio? E questa cosa è interessante perché questo giovane ha preso questo vassoio delle offerte, è andato proprio davanti al pulpito, ha messo il vassoio per terra, è entrato con i suoi piedi nel vassoio. Voi sapete che i giovani e gli adolescenti hanno sempre due caratteristiche: hanno sempre fame e non hanno mai soldi in tasca. E questo giovane è entrato nel vassoio, ha detto: Signore, io non ho niente da offrirti, ma quello che ti offro sono io, no? Tu hai qualcosa da offrire, è quello che già appartiene al Signore, che è la tua anima. Quando tu hai donato questa a Lui può usarti per la sua gloria, ok? E noi vorremmo fare proprio questo momento bellissimo che noi abbiamo fatto con questo canto, con queste candele, una luce accesa nel buio, no? Vogliamo essere persone che si offrono al Signore perché la sua gloria sia rivelata attraverso le nostre vite, ok? Possiamo fare una preghiera e ringraziare Dio per tutto quello che abbiamo e soprattutto che siamo, Suoi figli amati. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo, ti benediciamo per questo tempo prezioso, Signore, insieme. Abbiamo ricordato la tua nascita e soprattutto, Signore, la tua nascita nel nostro cuore, che ha cambiato le nostre vite. Io ti ringrazio, Signore, perché tanti qua possono dire: il Signore mi ha cambiato, il Signore mi ha salvato, il Signore è buono con me. Ti ringraziamo per questo, nel nome di Cristo Gesù. Amen. 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 Potete sedervi, se volete potete spegnere anche la candela, ma non spegnete il vostro cuore, mi raccomando, ok? Ok. E io chiedo al gruppo di lode però di non andare via, ok? Perché vorrei cantare di nuovo quella canzone del gruppo Orem, che mi piace tanto, ok? Vieni davanti al trono, ma dopo gli annunci, ok? E vogliamo chiudere il culto così. Stasera facciamo un po', ok? Creativi. Allora, carissimi, due annunci in particolare. Uno è, come abbiamo già anticipato durante il sermone, domani mattina, giorno 26, partiamo per il nostro campeggio invernale con i ragazzi, ok? Ok. E come sempre io vi chiedo, come chiedo alla Chiesa, pregate per noi, per favore, perché abbiamo già visto che nel mondo spirituale gli spiriti sono agitati, no? Già diverse cose sono successe, ma noi siamo sicuri che il Signore ci sosterrà, ok? Pregate per noi, non dimenticatevi di pregare solo domani, ma siamo fino al 30 là, perciò pregate fino al 30, una piccola esperienza che noi abbiamo fatto. L'anno scorso, no, noi abbiamo un'attività che si chiama Sentinella di preghiera. In cosa consiste? Noi facciamo una catena di preghiera attraverso le vite dei ragazzi, ossia ciascuno prega, quando ha finito di pregare subentra l'altro e così c'è una copertura di preghiera praticamente per tutto il giorno, no? L'ultimo campeggio, la sorella che organizzava la sentinella di preghiera mi ha detto: Pastore, cosa facciamo? È l'ultimo giorno, l'ultima mattina, facciamo ancora preghiera, cosa facciamo? Gli ho detto: ma no, ma lascia stare, dai, l'ultimo giorno, l'ultima mattina lasciamo stare. Fratelli, appena abbiamo smesso di pregare, 2 dei nostri campisti si sono presi a pugni. Avete capito il senso? Ossia, non bisogna mai smettere di pregare, non bisogna mai
abbassare la guardia. Per favore, continuate a pregare per noi, ok? Seconda cosa, culto di fine anno, 31 dicembre, che sarà un culto organizzato dai nostri giovani, ossia quelli che sono venuti in campeggio, che fanno parte dello staff, giovani e adolescenti. Ci sarà la predica dei giovani, la lode dei giovani, ci sarà tutto organizzato da loro, ok? Loro porteranno tanta gioia, tanta energia e hanno bisogno del nostro sostegno, del nostro appoggio. Quindi venite, che veramente sarà una benedizione, ok? Io penso che non ci sia altro. Ecco sì, la cosa più importante di tutte. Noi abbiamo bisogno, fratelli, domani è venuta a mancare una, purtroppo, non è che è venuta a mancare nel senso che è morta, okay? Semplicemente non ha più la possibilità di portare una macchinata di ragazzi al campeggio, okay? Perché ha avuto un problema. Se qualche genitore o qualche fratello della Chiesa avesse la disponibilità di una macchina, abbiamo bisogno di portare 4 giovani, ok? Per favore, se qualcuno è disponibile, parli con me alla fine del culto in modo che possiamo dare una mano a sti ragazzi, perché non vorrei veramente cominciare il campeggio lasciando a casa dei ragazzi, ok? Questo sarebbe veramente molto triste. Ma io so che la Chiesa di Dio è una Chiesa generosa, una Chiesa che si dà da fare e perciò conto sul vostro appoggio, ok? Io penso che non ci sia altro, Astrid, altre cose? Ok, sì. Dopo, allora, devono portare qualcosa? Ecco, allora, l'ultimo dell'anno dopo il culto, allora noi passeremo le ore e mezza, 2, quello che saranno come culto, però dopo ci sarà confraternizzazione e passeremo l'ultimo dell'anno insieme. Allora, se tu puoi portare una pietanza dolce, salata, qualcosa, insomma, per condividere, sarà molto ben accetto, ok? Penso di avere, gli annunci sono la parte più difficile, fatemi predicare 24 ore, ma gli annunci io sono un disastro, va bene? Sopportatemi, per favore, aiutatemi voi. Ok? Io penso che non ci sia altro, se volete alzarvi che così chiudiamo e chiediamo al Signore di benedire le nostre vite, questa settimana di sfide, nella presenza del nostro Dio, e sono sicuro che Lui ci risponderà. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio e ti benedico per la opportunità che ci hai dato di stare nella tua presenza. Grazie, Padre, per tutto quello che abbiamo vissuto, i nostri bambini, le offerte, la predica, la confraternizzazione, Signore. Veramente grazie per questo regalo e aiutaci come i pastori, un cuore gratto, un cuore pronto, cuore che ha bisogno di te, a vedere la tua gloria manifestarsi in noi e attraverso di noi. E adesso, Signore, che torneremo alle nostre case, io ti chiedo che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buon Natale, Dio vi benedica.
celebrare